Buonasera a tutti, benvenuti a questo evento, questo convegno organizzato per celebrare il 20° anniversario della scomparsa di mio padre, in questo bellissimo posto. A nome della mia famiglia e dell'Associazione Amici di Giorgio Lago ringrazio la rettrice Daniela Mapelli e tutta l'Università di Padova per aversi concesso di tornare a 10 anni di distanza in questo luogo prestigioso e magnifico. Do subito la parola alla rettrice Daniela Mapelli per un saluto. Grazie. Care colleghe, cari colleghi, gentili ospiti, nell'occasione dei 20 anni, come diceva il figlio, dalla scomparsa di Giorgio Lago, l'Università di Padova ricorda non solo un esemplare protagonista del mondo dell'informazione, ma anche una figura che nella sua qualificata attività giornalistica ha sempre avuto un rapporto privilegiato con la nostra università, dedicandole una costante attenzione e attingendo alle sue risorse umane, editoriali, per interviste e analisi, in particolare legate alle tematiche del Nord-Est. È un rapporto che si è saldato in modo ancor più significativo quando, dopo la sua prematura scomparsa, la famiglia ha scelto di conferire al nostro Ateneo il suo cospicuo patrimonio bibliografico, giornalistico e di materiali di studio. Da lì è nato poco dopo, nel 2006, quel centro studi a lui intitolato che rappresenta una delle realtà più vive della nostra università. Inizialmente con la partecipazione di 4 dipartimenti, oggi diventati 8, e mi diceva prima la professoressa Messina che diventeranno a breve 10, e con significative ricadute legate al territorio nordestino, grazie al contributo iniziale conferito al centro dal professor Gianni Riccamboni, che saluto, sua prima guida, proseguito poi dalla professoressa Patrizia Messina e oggi dal professor Marco Almagisti. La missione del centro si concentra soprattutto sull'innovazione delle imprese, delle istituzioni, della pubblica amministrazione e più in generale sull'innovazione culturale, istituzionale e organizzativa, intesa come requisito essenziale per l'innovazione e l'attrattività del sistema regionale e del sistema paese. Tutti temi particolarmente cari a Giorgio Lago, incluso quel federalismo che egli riteneva fondamentale per l'Italia e che sarà oggetto tra poco di un confronto di alto profilo. Il libro, che oggi qui viene presentato, vuole rappresentare una sintesi dell'attenzione che Lago ha dedicato a questi filoni, nella sua attività sia di direttore che successivamente poi di editorialista. In questo contesto voglio sottolineare in particolare, per il ruolo che rivesto e anche per il luogo in cui oggi ci troviamo, la fortissima attenzione da lui riservata al tema strategico della formazione, nella quale al mondo accademico compete una posizione di primissimo piano. Mi piace a questo riguardo sottolineare una sua affermazione, che, lo ammetto, utilizzo spesso, citandolo, che è questa. Il Nord-Est deve migliorare riflettendo su un dato inoppugnabile. Il nuovo petrolio sarà il sapere. Chi avrà la leva del sapere guiderà il domani. Questa è una riflessione che a 20 anni dopo rimane di assolutissima attualità. Infine desidero ricordare che il libro che oggi presentiamo è stato voluto dall'Associazione Amici di Giorgio Lago, presieduta da una delle persone che con lui ha avuto uno stretto rapporto, il professor Giuseppe Zaccaria, già rettore della nostra università. Il professor Zaccaria firma l'introduzione dell'opera, sottolineando in particolare 2 doti del giornalista e dell'uomo, il rigore morale e la passione civile. Un'eredità che oggi, a distanza di 20 anni, va più che mai tutelata. Grazie. Grazie mille.
Come dicevo prima, il 13 marzo del 2015 abbiamo celebrato il 10° anniversario con una grande edizione del Premio Giorgio Lago che all'epoca si teneva a Castelfranco e con la presentazione, proprio qui in Aula Magna, del libro C'era una volta al Nord-Est, curato da Francesco Iori e dal professor Riccamboni, appunto, primo direttore del Centro Studi Giorgio Lago, nato nel 2006. In quell'occasione erano presenti molti degli ospiti che ci sono oggi, che ringrazio e che rivedo con piacere e che ringrazio soprattutto non solo per la presenza odierna, ma anche per tutta l'attività quasi quotidiana che svolgono all'interno dell'associazione o del premio. Il 10° anniversario appunto è stato un capitolo importante per il percorso della nostra associazione, perché si era quasi chiuso un ciclo. Abbiamo intensificato il legame con l'università, ma soprattutto dopo il 2015 la nostra associazione si è presa quasi una piccola pausa di riflessione, perché con Luigino Rossi, Francesco Iori e il nostro carissimo Beppi Covre abbiamo cercato di capire bene quale fosse la prospettiva in modo da assicurare un futuro all'associazione che non fosse solo il ricordo di mio padre, che comunque negli anni inevitabilmente si perdeva. Per cui abbiamo deciso di puntare tutto sui giovani, a cui mio padre teneva tantissimo. Quindi nel 2017 abbiamo inaugurato a Vazzola, la sua città natale, una bellissima biblioteca. Lo stesso anno abbiamo inaugurato una sala a lui dedicata della biblioteca di Castelfranco Veneto e poi dal 2019 abbiamo deciso di organizzare solamente il premio Giorgio Lago Juniores, che era già nato all'interno del premio Giorgio Lago, dedicato alle scuole superiori. E voglio sottolineare che questa svolta verso i giovani studenti di tutte le età è stata fortemente voluta e caldeggiata da Beppi Covre, di cui fra pochi giorni ricorre i 5 anni della scomparsa. E lui è stato un fondatore dell'associazione, è una colonna portante e devo dire che ci manca tantissimo. Poi nel 2023 per l'associazione c'è stato un ulteriore rilancio che è stato dato dal rinnovo del direttivo con l'ingresso di amici come Sergio Frigo, Paolo Possamai, Angela, la figlia di Beppi Covre, e di mio fratello Paolo. E come si diceva prima, è stato nominato a presidente il professor Giuseppe Zaccaria, che da prorettore dell'università aveva fortemente voluto la nascita del Centro Studi Giorgio Lago. Oggi, a 20 anni di distanza, siamo nuovamente qui a celebrare la figura, ma soprattutto le intuizioni di mio padre, con un nuovo libro intitolato Il mio Veneto e altri scritti, curato da me e dall'infaticabile Checco Iori, che da 20 anni è la figura centrale di tutte le nostre attività e che purtroppo oggi non è potuto essere presente qui con noi. Questo libro è una sintesi del lunghissimo e faticoso lavoro che è stato fatto durante questi 20 anni, che però con grande orgoglio siamo felici di comunicare che si è concluso, perché io e mio fratello Paolo da 20 anni abbiamo raccolto e catalogato tutti gli articoli di nostro padre, perché lui non aveva tenuto praticamente nessuno dei suoi articoli, tranne gli ultimi 3 anni in cui scriveva con il computer. Ha sempre scritto con una Olivetti. E ora tutti i suoi oltre 10.000 articoli sono disponibili nel sito dell'associazione. E questo è un vero e proprio tesoro di gioielli di giornalismo che passa dallo sport alla cultura, dalla cronaca ai ricordi di bambino di quando il Veneto era un Veneto rurale. E in questo libro abbiamo cercato di condensare il più possibile i meglio di questi 40 anni di giornalismo, dei temi più disparati. E questo libro, che Francesco Iori è troppo modesto per ammetterlo, ma io posso dirvi che è veramente un bellissimo libro, è anche un'inesauribile fonte di ispirazione per il premio Giorgio Lago, perché i ragazzi, ogni anno, centinaia di ragazzi, siamo arrivati alla 9ª edizione,
Leggono gli articoli di mio padre sul tema scelto e da lì prendono spunto poi per sviluppare i loro articoli. Quest'anno, ad esempio, è appena chiuso il bando, hanno partecipato 27 scuole di tutto il nord-est e siamo molto soddisfatti di questo. E la cosa più bella, so che ce n'è anche qualcuna tra il pubblico oggi, è che molti dei vincitori poi si sono avvicinati al mondo del giornalismo e hanno cominciato a collaborare con i giornali. 2 sono diventate giornaliste pubbliciste e uno, il primo vincitore, ha già scritto 2 libri per Einaudi, Giacomo Mazzariol. I vincitori del premio Giorgio Lago ricevono una borsa di studio che pochi mesi dopo, perché sono ragazzi che stanno per fare la maturità, utilizzeranno per l'iscrizione all'università e se si iscrivono all'Università di Padova potranno anche avvicinarsi all'attività del Centro Studi Giorgio Lago. Per capire meglio appunto qual è l'attività del Centro Studi Giorgio Lago, io lascio la parola alla professoressa Patrizia Messina, professoressa di Scienze Politiche, ora vice direttrice del Centro Studi Regionali Giorgio Lago, fondato nel 2006, di cui è stata direttrice dal 2013 al 2021. Prego. Bene, grazie anche per l'invito e per l'attenzione al centro che mi dà la possibilità anche di presentare in maniera molto sintetica le attività che il centro ha fatto sostanzialmente in 20 anni, perché anche noi l'anno prossimo compiremo 20 anni. E il centro è nato appunto nel 2006 e si chiamava Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nord-Est Giorgio Lago, che è stato diretto per i primi 8 anni, per i primi 2 mandati, proprio dal professor Gianni Riccamboni. La mia direzione al centro ha riguardato i successivi 2 mandati, quindi dal 2013 al 2022, e sono stati 8 anni che hanno segnato un punto di svolta. Questo perché in seguito a una attenta riflessione avviata proprio sul focus di ricerca del centro, nel 2018 abbiamo deciso di trasformare il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nord-Est in Centro Interdipartimentale di Studi Regionali, cambiando poi anche il logo. E a sostegno di questa evoluzione, proprio approvata poi all'unanimità dal Consiglio direttivo, oltre al libro C'era una volta il Nord-Est, di cui si è parlato, sta proprio l'esigenza di posizionare gli studi sul Nord-Est italiano nel contesto più ampio dei regional studies, per favorire la comparazione e anche l'internazionalizzazione, valorizzando così ancora meglio quella che è la specificità del Nord-Est italiano. Tradurlo poi in inglese, vi lascio immaginare che non è cosa semplice spiegare che cos'è il Nord-Est in un altro contesto. Quindi, anche grazie a questa nuova configurazione, dal 2014 al 2021 hanno aderito al centro altri 4 dipartimenti, così per un totale oggi di 8 dipartimenti, e anche i docenti sottoscrittori hanno avuto un significativo incremento dai 34 originari ai 48 di oggi, al netto però di 25 quiescenze. E il Centro Studi Regionali costituisce oggi un punto di riferimento per gli studi regionali dell'Università di Padova, anche per altri dipartimenti che non sono afferenti direttamente al centro. La mission del centro è sostanzialmente quella orientata all'innovazione delle imprese, delle istituzioni, della pubblica amministrazione locale e regionale e più in generale all'innovazione culturale, istituzionale e organizzativa come requisito essenziale dello sviluppo e dell'attrattività del sistema regionale e del sistema paese, come avrebbe sostenuto ancora oggi Giorgio Lago. Le attività del centro sono state focalizzate quindi su 3 principi e su 3 linee guida di indirizzo generale che rispondono alla necessità di reperire fondi esterni per il suo funzionamento, perché il centro ha bisogno di finanziamenti esterni per poter attivarsi. Quindi potenziare gli studi regionali,
alla luce sia della riforma del titolo V della Costituzione, ma anche nel quadro di una più ampia riflessione sulle trasformazioni delle regioni in senso funzionale. Basti pensare al tema delle city region, per esempio, delle aree metropolitane. Quindi privilegiando sempre un approccio comparato e interdisciplinare. Consolidare la rete di partenariato sul territorio, attivando forme di cooperazione stabili del centro con enti territoriali di sviluppo su progetti concreti e rafforzare la terza missione anche in collegamento con lo spin-off Sherpa, attivato appunto nel 2017 per offrire servizi di accompagnamento e di formazione continua sul territorio. I principali filoni di ricerca sui quali il centro si è specializzato sono rilevabili attraverso 4 osservatori di ricerca: DANE, Democrazia Nord-Est, diretto da Marco Almagisti, Urbes sulle politiche urbane, Capis sulla capacità istituzionali e amministrative e Civis Lab sulla classe politica locale e regionale. Sul laboratorio di ricerca Unicity Lab, che studia essenzialmente la progettazione di interventi congiunti di politiche per lo sviluppo strategico di Padova, città universitaria, quindi in stretto legame con il comune di Padova. E poi il Centro Hub di competenze sul benessere territoriale, recentemente istituito, che offre servizi di accompagnamento e formazione continua ai comuni, agli enti territoriali di sviluppo, facendo tesoro degli studi e degli interventi in tema di associazionismo intercomunale, riordino territoriale, di responsabilità sociale di territorio e coprogettazione nella direzione delle politiche integrate di sviluppo sostenibile e soprattutto del welfare territoriale, con l'avvio degli ambiti territoriali sociali ATS, che stanno impegnando oggi tutti i comuni del Veneto in questi anni di svolta per il welfare regionale, che sono particolarmente impegnativi. Oltre all'acquisto e all'acquisizione del fondo Giorgio Lago di cui si è detto, nel 2018 il centro ha anche acquisito il fondo Persiallu, donato dal politologo inglese, studioso della democrazia cristiana del Veneto e anche napoletana, e la ricca collezione che ha come oggetto le vicende della politica veneta e dei suoi rapporti con la Chiesa Cattolica, a partire dal Vicentino e dal secondo dopoguerra, ha dato anche la possibilità di pubblicare almeno un libro postumo dell'autore e un altro in corso di pubblicazione. La produzione scientifica del centro ha permesso anche di attivare con la Padova University Press una collana di pubblicazioni, studi e ricerche per lo sviluppo del territorio, diretta da Gianni Ricamboni, e la rivista online Open Assex, Regional Studies and Local Development, di cui sono appunto direttore scientifico. Alla luce di quanto prodotto e di quanto il Centro Studi Regionali è in grado di generare, ha mostrato anche di essere in grado di generare come valore aggiunto per l'Ateneo e per il sistema regionale, possiamo sostenere che i tempi siano maturi per trasformare il centro interdipartimentale in un centro di Ateneo, tenuto conto anche delle scarse, per non dire nulle, risorse che l'Ateneo può dare ai centri interdipartimentali in seguito al regolamento appunto nuovo di Ateneo. Questa è una valutazione che potrà essere fatta allo scadere del prossimo quadriennio, proprio a giugno del 2026, che coinciderà con il compimento dei primi 20 anni del Centro Studi Regionali Giorgio Lago. Quindi speriamo che questo anniversario sia di buon auspicio anche per il centro. Grazie. Grazie professoressa. Adesso chiamerei per un saluto il professor Almagisti, che come si è detto è non solo direttore del Centro Studi Giorgio Lago dal 2021, ma è anche direttore della rivista Altopiano, fa parte dal 2023 del comitato direttivo dell'associazione e fa parte anche della giuria del premio Giorgio Lago Juniores. Prego. Grazie Francesco, grazie a tutte e tutti gli amici convenuti.
Perdonate un po' di emozione, ricordavamo prima con Francesco, circa 30 anni fa, io ero uno studente appena arrivato all'Università di Padova e una delle scuse che avevamo noi studenti per tirar tardi la sera, abitudine che ho cercato di mantenere tuttora in vigore, era di attendere le copie del Gazzettino che di solito arrivavano poco dopo mezzanotte vicino ai bar che ci sono ancora vicino al Duomo. Era bello leggere quegli articoli. Di tutto mi sarei aspettato nella vita, fuorché qualche anno dopo di diventare appunto direttore di un centro studi intitolato a Giorgio Lago. Questo era proprio inimmaginabile all'epoca. Però è bello ricordarsi di quel momento proprio perché quegli articoli, che sono stati anche selezionati e raccolti in questo bel libro da Francesco Lago e da Francesco Iori, sono ancora adesso una grande lezione di metodo che io spero che arrivi anche ai più giovani. C'è qualche studentessa e qualche studente giovane qua dentro. Per la precisione, erano editoriali, si ricordava prima parlando con Francesco, che non avevano mai il risvolto in seconda pagina. Erano brevi, alla francese avrebbe detto Giorgio Lago. Erano essenziali, avevano un linguaggio molto alto, tipico di una persona così colta, perché Giorgio Lago leggeva moltissimo. Però erano semplicissimi, nel senso che erano facilmente comprensibili per chiunque, anche per chi non era un addetto ai lavori. E questo è davvero una grandissima lezione. Proprio perché un autore amato da molti che guardano all'Italia da nord-est come noi, come Luigi Meneghello, avvertiva quanto fosse pericolosa l'oscurità, che non aveva nessun pregio, e quanto fosse sospetta la complessità non necessaria. Ecco, gli articoli di Giorgio Lago sono sempre stati semplicissimi, parlavano a tutti, potevano essere letti da tutti e parlavano bene, perché molto spesso i suoi articoli ci piacevano anche per quello, anche per il livello di polemica sensata che potevano contenere. Potevano anche far tremare ministri o far tremare sindaci, potevano appunto dire le cose chiare, perché la chiarezza è un dovere civico, lo è per i giornalisti, lo è o dovrebbe esserlo anche per i professori universitari. Il centro in questi anni ha fatto parecchie cose, Patrizia Messina le ha ricordate, Patrizia Messina è la grande anima di questo centro, non esisterebbe senza di lei. Chiaramente va detto, io faccio poco rispetto a lei, io cerco di coordinare qualcosa, insomma. Però nel centro cerchiamo di mantenere questa prospettiva, che è la prospettiva attualissima che Giorgio Lago ci indicava. In quegli anni 90 si sono dette tante cose, che finiva la storia, che finivano gli stati, che finiva la geografia perché c'era la globalizzazione. No, non finiva proprio niente, cominciavano tante altre storie. E anche oggi è fondamentale mantenere quell'attenzione tellurica che ci ha insegnato Giorgio Lago. Cioè capire le cose sempre in riferimento a dei contesti specifici concreti. Cioè i posti, i luoghi in cui le persone in carne ed ossa, le persone semplici, le donne e gli uomini vivono la loro vita, le persone comuni, perché soltanto lì si capiscono le cose. All politics is local, dicono i politologi americani. Tutta la politica è locale, non per chiudersi dentro nell'orto e non vedere nient'altro di quello che c'è fuori, perché sarebbe follia, ma perché noi capiamo le cose, anche le più complesse, le più lontane, solo quando vengono a toccarci da vicino, solo quando le decifriamo nei nostri codici, nel nostro mondo vitale. Ecco, su questo la persona meno provinciale che ho conosciuto in vita mia, cioè Giorgio Lago, ci invitava proprio a mantenere lo sguardo aperto, alto, lungo nel mondo, ma i piedi per terra sempre, e ricordarci che appunto per comprendere le cose bisogna capirle insieme agli altri, capirle nel contesto in cui le persone vivono e appunto hanno le loro passioni, le loro paure e i loro sentimenti. Quindi concludo il mio breve intervento ringraziando Francesco Lago, anche Checco Iori, per questa bellissima raccolta che, devo dire, da direttore del centro mi ha messo voglia di lavorare ancora, lavorare di più, lavorare meglio. Per chi ha la passione della democrazia, della libertà, come noi, c'è tanto da lavorare in questi giorni e questo libro ci aiuta a non perdere la speranza. Grazie. Grazie professore per il bellissimo ricordo. Adesso chiamerei per un saluto, un intervento il professor Giuseppe Zaccaria, ex rettore dell'università. Ricordo che lei, professore, era rettore proprio quando abbiamo celebrato qui i primi 10 anni della scomparsa e dal 2023, come già detto, è il presidente dell'Associazione Amici di Giorgio Lago. Grazie. Grazie.
certo 20 anni sono tanti, sono 20 anni che Giorgio Lago è mancato, ma direi che la sua mancanza si sente ancora acutamente. E certamente non è facile parlare della sua figura, soprattutto ai giovani. E in un contesto profondamente diverso da quello in cui Giorgio ha operato e di cui Giorgio a suo tempo fu un grande alfiere, un grande interprete. Come si è detto 15 anni fa, per tener vivo questo ricordo è stata creata l'Associazione Amici di Giorgio Lago, che si è distinta per molte iniziative, dai premio giornalistico Giorgio Lago a Jesolo prima, poi a Castelfranco Veneto, poi i premi Giorgio Lago Juniores che si tengono a Treviso. E nel gennaio, come è stato detto, del 23 l'associazione si è rinnovata profondamente, nel suo direttivo mi ha voluto nominare presidente e io lo considero questo un grande onore, perché il ricordo della mia collaborazione come opinionista con il Gazzettino è sempre molto vivo. Oggi abbiamo voluto questo evento che mira a riflettere sul federalismo tra Giorgio Lago e oggi e a presentare quello splendido, ricco volume di Giorgio curato con grandissima passione da figlio Francesco e da chi ne fu il principale collaboratore, Francesco Iori, che oggi purtroppo non può essere qui. Oggi però vorrei innanzitutto testimoniare delle qualità personali di Giorgio, della sua curiosità, della sua lucidità intellettuale, di questa volontà instancabile di approfondire quasi febbrile ogni argomento e di questa forza di coscienza critica che ha saputo donare a un intero territorio, che, va detto, Giorgio voleva liberare da quel tono provinciale che spesso lo caratterizza, lo contraddistingue e che lo rende dipendente in tanti campi e in tanti settori. Giorgio andava alla ricerca di nuovi orizzonti, di nuovi soggetti, ma si capiva immediatamente che il suo non era uno schierarsi politicamente di parte, era un testimoniare rigore, caparbietà nel lavoro intellettuale e giornalistico e nel lavoro civile. Di qui la grande solidità, la grande autorevolezza della sua figura, perché ogni giorno, diciamo, nel dialogo con le persone del Nord-Est, del suo Nord-Est, era capace di queste letture totalmente autonome, totalmente mancanti di ideologia e quindi anche nel contempo era caratterizzato da una grande indipendenza rispetto al potere, soprattutto dalla volontà di tener ferma una linea interpretativa, originale, propria, senza farsi condizionare da quella schiavitù del giorno per giorno che vediamo nella stampa e nei media ancora oggi. Una dote rarissima questa, perché oggi i leader tendono a seguire in maniera pedissequa gli umori, gli orientamenti, i pensieri dell'opinione comune, senza far nulla per orientarli e per dirigerli. Inoltre vorrei sottolineare quello che già ha detto poco fa molto bene Marco Almagisti, il rifiuto di Giorgio, pur a partire da un fortissimo senso di appartenenza, di un'identità chiusa, a favore invece di uno spazio grande di confronto, di dialogo, che non temeva di partire da un territorio delimitato per ragionare in grande.
è un decifratore del reale, è un decifratore dei fenomeni nuovi, è un lettore dei fermenti di novità, delle trasformazioni culturali e sociali, economiche del Paese. Certamente non dobbiamo dimenticare o sottacere che lo scenario storico, geopolitico all'interno del quale Giorgio operava era completamente diverso da quello di oggi e non certo comparabile con questo drammatico quadro odierno che dobbiamo purtroppo tutti i giorni vivere. Ma questa questione del senso di appartenenza di un territorio, di una comunità che hanno alle loro spalle una storia millenaria, che è poi la storia della Serenissima, ma che paradossalmente continuano a disperdere la propria energia, la propria forza in una serie, in un insieme di divisioni, di distinzioni, di personalismi, di individualismi. Ecco, questa intuizione, a mio avviso, resta ancora ben viva e ben forte. Giorgio ha saputo operare questa sorta di miracolo, cioè di far condividere sia l'opinione pubblica nazionale, sia a coloro che abitano il Triveneto un'idea unitaria, un'idea sintetica di un intero territorio, dandogli un nome, quello del Nord-Est, e candidandolo a divenire un laboratorio della modernizzazione del Paese. Processo che purtroppo solo in parte si è poi verificato. Ecco quindi anche l'attualità di questo libro, sul quale voglio dire due parole, anche se appunto sono lontani i tempi, come dire, della politica con la P maiuscola. È una bellissima raccolta di interventi giornalistici che, come dire, raccoglie l'intero percorso giornalistico di Giorgio, dalle Olimpiadi di Monaco del 72, dai primi episodi di cronaca di cui fu anche commentatore, anche come cronaca sportiva, ma che ha il pregio di mettere in grande evidenza l'aspetto umano della sua persona. E quindi queste tre parti in cui il libro è articolato, che sono la fase iniziale appunto della sua carriera, poi i testi che hanno contraddistinto il suo percorso al Gazzettino e in particolare la sua analisi delle tematiche del Nord-Est, e infine la fase dell'editorialista che spazia da problematiche e riflessioni di carattere generale a le riflessioni sui legami personali con la sua terra. Ecco, tutto questo ci presenta una grande figura e un grande personaggio. E infine è molto interessante il cosiddetto Giorgio Lago da fuori, l'ultima parte del volume, cioè figure di varia estrazione politica, economica, sociale, che ricordano Giorgio o coloro che con lui hanno avuto rapporti sistematici, e c'è questa comunanza di riconoscere la forza del suo carattere, la cordialità, l'ottimismo, l'autonomia del suo pensiero. Bene, oggi il tema del convegno, poi ce lo diranno gli illustri colleghi e relatori che mi seguiranno. Oggi la difesa delle autonomie, la riforma federalista, cioè queste cause per le quali Giorgio si è battuto in modo estremamente fermo e forte, sembrano lontane, è inutile negarlo. C'è stato un tentativo di introdurre una nuova legislazione di autonomia differenziata, e quello di Giorgio però in realtà voleva essere un processo di arricchimento dei poteri di ciascuna dimensione istituzionale, quindi un processo
istituzionale di uno Stato federale autonomistico, profondamente autonomistico ma unitario, mentre il tentativo odierno che si è in buona parte arenato, che dopo la sentenza del 24 della Corte Costituzionale era probabilmente più di sottrazione di poteri al centro e quindi si muoveva non in una logica di una visione realmente unificatrice del Paese e dei suoi territori. Ecco, l'esigenza è quella, come ci ha ricordato in maniera autorevole la Corte Costituzionale, di non di ripartire il potere, ma di organizzare il rapporto tra i diversi segmenti dello Stato in funzione del bene comune, dell'unità della Repubblica, dei principi della solidarietà tra le regioni. Ecco, quindi i tempi sono lontani, gli scenari sono diversi, ma quello che ci conforta però è constatare sia la produttività scientifica del Centro di Studi Regionali Giorgio Lago, che è ben stata ricordata poco fa, sia anche però come moltissimi giovani, nell'esperienza di questi anni dei premi Lago Juniores per nuovi talenti giornalistici, dimostrino consapevolezza critica, dimostrino volontà di affermare un pensiero proprio, originale, siano culturalmente aperti a affermare posizioni autonome e non subalterne. E questo è un grande conforto e forse significa che il messaggio di Giorgio Lago non è stato affatto vano. Vi ringrazio. Grazie professore. Per introdurre il tema del convegno di oggi, intitolato appunto Il federalismo da Giorgio Lago ad oggi, abbiamo deciso di farvi vedere questo video che abbiamo recuperato poco tempo fa. È un video del 1997 in cui, in piena bicamerale e in pieno movimento dei sindaci, mio padre assieme a Beppi Covre, a Massimo Cacciari e a Vittorio Feltri sono stati invitati a Roma al Maurizio Costanzo Show. È un pezzo in cui lui parla della sua visione di federalismo. Prego. Una descrizione con capitale Bergamo, ma se spostiamo la capitale e portiamo la capitale a Padova o a Treviso è la stessa cosa. Ma vorrei aggiungere solo un dato. Io non so, per esempio, la dimostrazione della cattiva coscienza del riformismo italiano è data dalla bicamerale. Cioè, tu dimmi, noi stiamo parlando di federalismo. Chiunque abbia un po' la testa sul collo sa che una riforma federalista di uno Stato come questo è una cosa rivoluzionaria da un punto di vista culturale, da un punto di vista strutturale, è un processo lungo. Bene, la bicamerale che deve porre mano alla Costituzione per dare risposta a tutta una serie di disagi, di voglia di autogoverno, di responsabilità, sembra che parli del federalismo in coda. Sono 2 mesi che parlano della giustizia e il federalismo ancora non si sa niente. C'è stata una trasmissione con Donofrio che ha detto adesso vi dico io cos'è il federalismo. Ma se è la struttura portante dello Stato, se c'è addirittura da cambiare, l'Italia è una repubblica federale, vuol dire scombinare tutta la burocrazia, vuol dire trasferire poteri sul territorio ma in massa, vuol dire rifare dal 1861 lo Stato centrale, renderlo leggero, veloce, vuol dire portare tutto il sistema in Europa e noi l'abbiamo lì alla fine ed è barattata con il presidenzialismo. Cioè non è che si dice allora questa è la struttura dello Stato che noi vorremmo fare per dare il massimo delle potenzialità ai siciliani, ai veneti, ai bergamaschi, alle regioni, ai comuni, ai sindaci, eccetera. All'interno di questo disegno coerente poi vediamo
il potere. E allora, siccome hanno funzionato bene i sindaci eletti direttamente, eleggiamo direttamente anche i presidenti delle regioni, eleggiamo direttamente anche il presidente della Repubblica semifrancese o il premierato, quello che volete, ma la struttura forte, il malessere, il male del nord, come lo chiama il professor Diamanti, il male del nord viene da questo, quando si dice Roma, non si intenda o no la città di Roma. Dobbiamo sapere che si intende quella cultura ministeriale, centrale, burocratica, i direttori dei ministeri che contano 100 volte più dei ministri, il senso di inutilità che hanno i parlamentari quando arrivano a Roma. Lui mi ha detto non vado neanche più a Roma, ma non perché è leghista, perché la stessa cosa me la dicono quelli del Polo e quelli dell'Ulivo, che non serve. Perché il teatrino sono 10 persone che appaiono costantemente sui telegiornali. Allora questa è la cattiva coscienza delle riforme. Come fa la gente a credere se il federalismo che è questa enorme riforma, ha ragione Feltri, quando all'inizio degli anni 90 forse eravamo tra i pochissimi in Italia che parlavano di federalismo, era già una parola che rompeva, che incuteva timore, che si tentava di spiegare. L'hanno messa in coda alla bicamerale, manca un mesetto, la riforma delle riforme. Ma come si fa a essere credibili? Descrizione. A parlare di federalismo e di molto altro, invito i nostri 3 ospiti, invito Paolo Possamai, giornalista, ha diretto vari giornali tra cui Il Piccolo di Trieste, ora direttore editoriale del gruppo NEM e dal 2023 fa parte del consiglio direttivo dell'Associazione Amici Giorgio Lago. Chiamo il professor Ilvo Diamanti, che è stato citato anche nel video da mio padre, sociologo e politologo, ha collaborato a lungo con il Gazzettino di Giorgio Lago, è stato direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, attualmente è editorialista di Repubblica e docente della Facoltà di Sociologia all'Università degli Studi di Urbino. L'ultimo ospite è Ferruccio De Bortoli, giornalista e scrittore, già direttore del Sole 24 Ore e del Corriere della Sera, di cui attualmente è editorialista. Dal 2015 è presidente dell'Associazione Vitas di Milano e della casa editrice Longanesi. Nel 2007, tra l'altro, ricordiamo che ha ricevuto a Castelfranco il premio Giorgio Lago. Buonasera a tutti. Avete sentito con quanta forza e con quanta determinazione Giorgio Lago in quei 3 minuti è riuscito a portare a sintesi un pensiero. Vi sarete accorti che una parola che è corsa a più riprese nel corso degli interventi che ci hanno preceduti è la parola semplice. Nel senso che Giorgio era una persona semplice e scriveva in modo semplice. Semplice non è l'antitesi di difficile o di facile, per meglio dire, non è parente di facile, è l'opposto di complicato. E semplice, al contrario, è una parola che ha la stessa radice semantica di sintesi e dunque sta a dire essenziale, ridotto alla sua natura primigenia. Ha la stessa sintesi e ha la stessa forza della parola sincero. Allora Giorgio è stato tutto questo, una persona semplice, una persona sincera. E ci ha prima esposto un tema che, non ricordo bene, era il 1997,
che qualche tempo dopo ci viene a chiamare a responsabilità. E questo tema è quello della riformabilità della nostra casa comune. E dunque vorrei con i nostri due ospiti oggi in primo luogo ragionare del lascito di pensiero di Giorgio e vorrei capire assieme a loro con linguaggio marinaro qual è il punto nave del federalismo e delle riforme in Italia. E comincerei da Ilvo Diamanti, che al tema del federalismo ha pur dedicato qualche tempo. Prego. Grazie. È per me è un po' emozionante essere qui, mettiamolo pure, perché questa è la mia università. Qui mi sono laureato, incredibilmente. Qui ho insegnato anche a lungo e qui sono chiamato a parlare di un amico e maestro con cui ho collaborato a lungo, cioè con Giorgio Lago, perché figuratevi, io ho ancora adesso la responsabilità di una rubrica sul Gazzettino, che è a cadenza settimanale, che evidentemente è curata e redatta dai miei collaboratori. Io scrivo, tra virgolette, una tantum, ma sul Gazzettino, perché io sul Gazzettino ho scritto a lungo, ma ho scritto a lungo perché mi ha di fatto coinvolto e chiamato qualcuno che qua mi pare conoscano tutti, vero? Si chiama Giorgio di nome, Di cognome provate un po' a indovinare, ma direi che potrebbe essere Lago, Giorgio Lago. E ho scritto sul Gazzettino e ho ottenuto questa rubrica che sostanzialmente ha come marchio e etichetta quella che mi aveva suggerito a suo tempo lo stesso Giorgio Lago. Guardate, io ho letto questo, mi sono anche fatto un quaderno di appunti, se volete posso parlare dalle 3 alle 4 ore, ma può essere, perché no, sono in grado di schiantare chiunque, però per scelta... Non è detto che vogliamo farci schiantare, no, ma prosegui. Ma molto semplicemente questi appunti, eccoli qua. Cosa ne faccio? Molto più onesto e serio parlare con voi. Si diceva un tempo abbraccio, vabbè, anche su un argomento che mi sta molto a cuore, in un luogo che mi sta molto a cuore. In realtà con Giorgio Lago, al di là di tante altre questioni che abbiamo condiviso, di cui abbiamo discusso, direi il lascito più visibile che mi ha affidato sta proprio nell'approccio all'argomento che ci accomuna. Noi scriviamo e ci occupavamo, ci occupiamo ancora, di un'area che è divenuta una questione, il Nord-Est. Tenete conto che è grazie a lui e al suo intervento, ai suoi suggerimenti, che io ho cambiato il modo di occuparmi del Nord-Est. Perché il Nord-Est di Giorgio Lago è, come ha detto più volte lui, è un Nord-Est senza trattino. Attenti, perché se vi vedo scrivere Nord-Est col trattino, io reagisco subito. Guardate che un comune amico e maestro non sarebbe molto contento di quello che ha fatto. Il Nord-Est è senza trattino.
Anche se devo aggiungere, io ho sempre avuto dei dubbi e sono andato con interesse a rivedere e a rileggere questi testi, questa raccolta di scritti di Giorgio Lago, per capire come si scriva il nord-est senza trattino. E ho visto che si può scrivere in entrambi i modi, cioè nord-est ma senza trattino, o nord-est tutto attaccato, quindi necessariamente senza trattino. Però tenete conto che si tratta di un'indicazione, di un insegnamento importante. Il nord-est senza trattino, come dire, distingue il nord-est dal nord, lo definisce, e tenete conto che io sottolineo definisce, perché definire significa delimitare il finis, il confine, definisce un'area specifica con una propria oggettiva autonomia, che quindi va oltre l'immagine che a volte noi utilizziamo di un'area che al proprio interno si distingue in molte aree. Però ci dà anche un'indicazione in più. Io l'ho capito allora cosa significhi federalismo nell'approccio che qua vedete in questo volume affrontato non solo da Giorgio Lago. Federalismo sta a sottolineare effettivamente una caratteristica di questo paese. Questo paese è fatto di aree dove l'autonomia non è semplicemente regionalismo, a parte l'attenzione che ha avuto Giorgio Lago più che al regionalismo alle città, al ruolo dei sindaci, è stato anche ricordato in precedenza. Però l'attenzione e l'interesse di Giorgio era per il federalismo in quanto specificava e sottolineava l'esistenza di aree che di fatto erano autonome. Ilvo, perdona, ma questo cantiere è un cantiere vivo oppure stiamo parlando di una partita che appartiene a un'altra stagione della politica e della storia? Perché il libro curato dal figlio di Giorgio e da Francesco Iori, che purtroppo non può essere con noi oggi per ragioni di salute, dico più volte purtroppo perché lui è stato davvero il facchino del nord-est. Il bifacchino. No? Bifacchino. Benissimo. Comunque insomma gli va reso merito del lavoro generoso che ha garantito. Però torno a farti la domanda. Stiamo parlando di una stagione storica conclusa, quella relativa alle riforme e nello specifico alle riforme del federalismo, oppure è una partita che in qualche modo è ancora viva, aperta e soprattutto popolarmente sentita? Allora, finisco il discorso che stavo facendo, sarebbe arrivata esattamente a questo quesito che tu mi hai ulteriormente anticipato. Tenete conto che noi dobbiamo parlare non solo di federalismo, ma di federalismo in relazione al nord-est, che è esattamente ciò di cui si è occupato e di cui parlava e ha parlato a lungo Giorgio. Allora, in generale, noi abbiamo visto che ormai la reazione, l'abbiamo visto anche di recente, noi siamo in tempi di riforme di cui si parla, quindi e abbiamo visto che non è che io stesso ho fatto un sondaggio, non tanto, ho fatto tanto tempo fa esattamente all'autonomia, e noi abbiamo un crollo dell'attenzione e, come dire, dell'adesione all'autonomia anche a nord-est. L'unica regione dove
a nord-est l'autonomia mantiene grande attenzione e il Veneto per una semplice ragione, che è circondata da regioni autonome che dispongono di privilegi, non soltanto di poteri, che invece al Veneto non spettano. Però guardate che se voi guardate l'atteggiamento, valutate l'atteggiamento che dovunque in Italia c'è nei confronti della prospettiva dell'autonomia differenziata, beh, voi vedete che anche qui non solo è calata, ma è crollata, per ragioni che voi potete ben capire. Guardate che cosa ci dicono le elezioni recenti. Non è che il partito che qui ha prevalso e ha dominato sia quello che ha fondato l'idea non solo del federalismo ma dell'autonomismo. Non dico la Liga, prima sentivo parlare, ma neanche la Lega. La Lega è diventata un partito nazionale e quindi non c'è un soggetto politico che qui sostenga il federalismo e sicuramente non è regionalista i Fratelli d'Italia, che qui hanno prevalso nettamente sugli altri partiti. Allora, la mia posizione, guardate, visto che mi pare interessante sentire i colleghi, ma anche voi, la mia reazione al tuo stesso quesito, che poi era il senso del mio intervento, è che oggi la domanda di federalismo è fortemente declinata e che quindi in realtà oggi Giorgio Lago, il nostro amico Giorgio, qui dovrebbe interrogarsi anzitutto su questo problema. Federalismo, punto interrogativo, e poi puntini puntini. Federa cosa? E chi è federalista? Voi siete federalisti? Lo chiedo a voi, perché siete qui e siete venuti a discutere con Giorgio Lago, che è qua, tra noi. Io personalmente credo che oggi il tema dell'autonomia e soprattutto dell'autonomia differenziata, che è poi il principio su cui poi si svilupperebbe l'idea di federalismo, sia declinata. Oggi il federalismo, se noi lo guardiamo su base anche nazionale, è diventato un problema più che un obiettivo, perché per molte aree significa uno svantaggio e per altre, non so quali, mi chiedo quale vantaggio. Qui hai un sentimento ancora federalista, semplicemente, lo ribadisco, perché sei circondato da zone che più che federaliste sono autonome, sono quasi che altri stati, insomma, non è che il Trentino o il Friuli Venezia Giulia possano rivendicare, parliamo di nord-est. Il problema riguarda solo il Veneto, ma oggi non vale neanche più la definizione che aveva spinto uno dei miei maestri, gli altri sono qua, ma Arnaldo Bagnasco, a parlare delle tre Italie, dove la terza Italia che teneva insieme il nord-est e il centro Italia era un'area di grandi partiti e di piccole imprese. Le piccole imprese attualmente sono abbastanza in difficoltà. I grandi partiti dove sono? Quali? Chi? Ferruccio, una autodefinizione di Giorgio Lago è quella di inguaribile riformista. Tu pensi che, naturalmente sto assumendo il caso di Giorgio come caso emblematico, in qualche modo come caso estremo, tu pensi che sarebbe guarito pure lui da questa forma di affezione, cioè quella di non riuscire a rinunciare al riformismo dinanzi ad un paese che, quantomeno all'apparenza, e questa è la provocazione che ti lancio, sembra essersi
disamorato di qualsiasi slancio rispetto al tema delle riforme nel loro insieme, quindi non solo di quella federalista. Ti ringrazio e buonasera a tutti, ma devo darti subito una risposta così da chitto, cioè nel senso che io penso si sarebbe ribellato contro la malattia delle false riforme, perché questa è la malattia che ha purtroppo debilitato il nostro corpo istituzionale e nello stesso tempo ha disilluso gli elettori. Cioè, da quanti anni parliamo di riforma di giustizia? Da quanti anni? Se noi invece di confrontarci come facciamo spesso con la Germania, con la Francia, ci confrontassimo un po' di più con la Spagna, che le riforme le ha fatte, o con il Portogallo, che pur essendo affetto da un'instabilità politica, e forse per il fatto di aver avuto la Troica, no, dico una cosa politicamente scorretta, forse le riforme ce le saremmo meritate imposte dall'alto, ce le saremmo meritate, e probabilmente avrebbero creato... No, noi abbiamo sempre avuto paura delle riforme e non le abbiamo portate fino in fondo, perché le riforme scontentano una parte delle corporazioni del nostro Paese. Adesso non si parla più di concorrenza, io penso che il Liberal Lago avrebbe molta materia di discussione. La concorrenza è diventata, diciamo, un fastidio, no? Le corporazioni sono cresciute molto di più, hanno un peso ed è molto più forte il potere di interdizione di chi vede le riforme nel loro complesso come un attacco al loro potere residuo. Ecco, questo è un po' quello che... Penso che gli elettori, tanto gli elettori non vanno più a votare, piccolo particolare, no? Se noi avessimo il tasso di partecipazione al voto che ha avuto la Germania il mese scorso, noi porteremmo al voto il 30% degli italiani. Cambierebbe completamente il panorama politico del nostro Paese. Se posso aggiungere una piccola considerazione a quanto diceva Ilvo prima, il federalismo nella concezione di Giorgio Lago era soprattutto responsabilità. No, non era un'espressione dell'egoismo e della volontà di distrarsi dai destini nazionali e di tirarsi indietro rispetto alle sfide del Paese. No. Purtroppo l'autonomia differenziata, che poi, come ha giustamente ricordato il professor Zaccaria, si è arenata nelle secche della Corte Costituzionale, non rispondeva al principale quesito sulla responsabilità dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni. E soprattutto il federalismo non a caso partiva da un tentativo di federalismo fiscale, che voleva dire avere un'autonomia impositiva dal punto di vista fiscale delle singole regioni, in modo che le singole regioni fossero più responsabili nei confronti del proprio elettorato di come avrebbero poi gestito i fondi raccolti e non devoluti. Ecco, questo, diciamo, è un po' il limite. È chiaro poi che è cambiato il mondo in questi 20 anni in maniera profonda, perché la geopolitica non va verso gli stati federali, a parte che è difficile che uno Stato unitario diventi uno Stato federale, ma questa era la grande... Cioè, le riforme sono anche il sogno dell'impossibile e noi abbiamo bisogno di testimoni che ci inducano a gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché siamo un paese anziano che ha paura del futuro e quindi siamo immobilizzati totalmente. E se c'è una funzione... I giovani se ne vanno, per cui questo è il peggior voto possibile, cioè noi abbiamo perso, io rimango sempre colpito da questo dato,
Dal 2008 al 2021 abbiamo perso 550.000 giovani che sono andati via. Sono l'equivalente della popolazione di Genova. Se tutti questi giovani fossero andati via contemporaneamente, su un'ipotetica nave gigantesca, avremmo avuto la rappresentazione plastica che questo è un paese che si svuota. E se noi avessimo questo tipo di rappresentazione, ciò che si stiamo svuotando, probabilmente reagiremmo in maniera diversa, insomma, no? Reagiremmo in maniera assolutamente diversa. Ecco, poi è chiaro che il federalismo è responsabilità, ma proprio nella terra dove, grazie anche al contributo straordinario di Giorgio, questa idea di federalismo è nata, come giustamente diceva prima Ilvo, abbiamo visto scomparire di fatto la forza che se n'è stata, cioè scomparire, nel senso che si è trasformata in una forza sovranista nazionale che al di là, diciamo, di quelle che sono le idee di Calderoli, non mi sembra che l'autonomia differenziata sia la sua principale preoccupazione. Cioè, è la principale preoccupazione della Lega? No. È la principale preoccupazione di Fratelli d'Italia? No. Di nessuno. Di nessuno, ecco. Quindi diciamo che purtroppo quel federalismo è rimasto orfano politico proprio nella regione che, grazie all'intuito del pensiero di Giorgio Lago, ha dato una rappresentazione politica con Nord-Est, che ho sempre scritto senza trattino. Tra l'altro ti ricorderai tutta la discussione sul centro-sinistra col trattino, senza trattino, tutto che abbiamo fatto, non so con quale risultato per tanti anni. Insomma, forse è meglio che smettiamo di discutere di queste cose. No, per dire che la grande intuizione di Giorgio Lago di dare una rappresentatività politica ad un'area economica che era cresciuta così fortemente da avere un ruolo, che ha tuttora, molto più importante delle altre aree economiche che avevano già una loro soggettività politica, il triangolo industriale, la Milano come città infinita, la Via Emilia, insomma. No? Qualche volta penso che un po' di federalismo l'abbiano fatto le imprese a modo loro. Cioè nel senso che questo è il tema del capitale sociale, esatto, su essendosi cui internazionalizzate, lui ha molto lavorato. E ti passo subito, ti restituisco subito la parola, essendosi internazionalizzate hanno trovato un federalismo nel mondo a loro misura. E forse questo è anche uno dei lasciti importanti del pensiero di Giorgio Lago. Ilvo, questo è un concetto che potresti sviluppare, cioè quello del capitale sociale che, a prescindere dalla politica, a prescindere dalle istituzioni, trova una sua via allo sviluppo, definisce dei propri orizzonti di crescita. Se posso... Lo dico non volendo naturalmente mettere tra parentesi l'intraprendenza di altri pezzi d'Italia, ma è fuor di dubbio che questo pezzo d'Italia, questo tratto lo ha in forma, direi, più accentuata di altre, forse addirittura ne definisce un aspetto peculiare. Se mi permettete fare, partendo da questo quesito, due osservazioni che possono sembrare... che sono fondate su dati miei, quindi sono fondate, non sfondate, e però sono provocatorie e che aprono una questione che, se si parla di Nord-Est, è impossibile evitare. La prima l'hai sollevata tu, quella del capitale sociale. Io in tutte le ricerche che sto facendo, e poi ogni anno faccio ormai da 20 anni un report sugli italiani e lo Stato, che quindi riguarda anche il Nord-Est, dove si affrontano i diversi aspetti che collegano i cittadini allo Stato, compreso quello che
e l'area intermedia, la mediazione, cioè la società, il terzo settore lo chiamavamo un tempo. Beh, la cosa che io osservo e rilevo è che oggi il terzo settore, è da alcuni anni che il terzo settore declina e tu tendi ad avere due settori soltanto. Noi, gli individui, i cittadini e lo Stato, sia ben chiaro. Questo ha a che fare anche con altri cambiamenti a cui abbiamo assistito. Il primo è quello della mediazione tra i cittadini e lo Stato. Un tempo era realizzato attraverso il terzo settore, ma adesso la comunicazione dei cittadini sappiamo tutti come avviene. Non avviene più neanche attraverso il modello, un tempo lo chiamavamo, del partito personale di Berlusconi, attraverso i media. Ma dove sono i media? Ormai tu hai il digitale, e il digitale alimenta l'illusione, il mito, che ciascuno di noi possa intervenire sulle decisioni direttamente. In realtà, attraverso il digitale, noi siamo sempre collegati e sempre da soli, sia ben chiaro. Tant'è vero che io vedo bene il grado se io collego il livello di consumo digitale delle persone con un altro quesito che è la fiducia negli altri, che faccio sempre, vedo che la fiducia negli altri cala in misura proporzionale all'utilizzo del digitale. Perché? Ma perché tu per aver fiducia negli altri devi frequentarli. Ma se tu li frequenti a distanza, tu non li vedi, qua siete insieme, siamo insieme. Ma normalmente questo non avviene mai, la prima questione. L'altra questione che mi permetto di sollevare io, non so se è questa, so che Giorgio l'avrebbe posta e riproposta se non imposta. Cioè, noi oggi abbiamo una stagione che dura ormai da anni, che ha estremizzato la personalizzazione ed è il mito del capo. Noi siamo nella democrazia del capo, in tempi di democrazia del capo. Il problema, ve la butto lì anche se magari è provocatoria, ma è reale, di questa regione, ad esempio, di quest'area, è che ha, se parliamo in particolare del Veneto, un capo che non è più tale. Il presidente della regione, che non ha potuto affermare la propria ricandidatura alla terza, quarto mandato, perché 3 li aveva già fatto, di fatto, io ve lo dico qua brutalmente, cioè io faccio da anni, ve l'ho detto, nel mio osservatorio una rilevazione periodica sul grado di fiducia nei confronti del capo. Non vi faccio il nome, ma sapete benissimo di chi parlo. Ma sapete in Veneto qual è il grado di fiducia nei confronti del capo, cioè del Presidente della Regione? Circa il 70%. Qua in Veneto, 70%. La maggioranza senza distinzione, ha la maggioranza assoluta anche a sinistra, per capirci. Ebbene, io qua chiudo, però voi capite bene che nel momento in cui dobbiamo parlare di terzo settore, noi stiamo parlando di un settore che non c'è. La mediazione quale? E chi la fa e come? Io personalmente sono dell'avviso che oggi Giorgio, per primo, che è sempre stato un attento osservatore di questi fatti, si porrebbe esattamente il problema. Ma oggi, in Veneto in particolare, che sentimento, tra virgolette, democratico possiamo rilevare, osservare? Che grado e che indice di partecipazione sociale possiamo immaginare? In Veneto c'è una domanda, come un po' dovunque,
perché è emersa anche dovunque, ma in Veneto per tradizione è assolutamente accentuata, e scusatemi se ho spostato l'attenzione su questo aspetto, ed è quello di una personalizzazione ultra. E questa personalizzazione ultra oggi, di fatto, qua in particolar modo, ha delegittimato le istituzioni e i governi che ci sono. E io sono andato giù di brutto così, ma è bene in casi come questo essere anche chiari. Ferruccio, tra le tante altre ragioni per ricordare e ragionare sul pensiero di Lago, c'è anche quella che ha in qualche modo inventato un marchio, e il marchio è per l'appunto quello del Nord-Est. Ma faccio osservare a tutti che la parola invenzione ha una ambivalenza di significato, cioè è una cosa che è stata trovata, che esisteva ed è stata trovata, oppure è una cosa che è stata creata ad arte, in qualche modo per l'appunto inventata. Allora, lo chiedo a un uomo che è di origini venete e tuttavia veneto non è, dunque ha il giusto punto di distanza per osservare il Nord-Est e per dirci se il Nord-Est esiste o è un'invenzione. Intanto lasciami prima precisare che la mia famiglia è originaria di una zona di confine del Veneto con il Trentino che gode di fondi per le aree di confine, perché ovviamente sono le più disagiate, insomma. Ecco. Intanto c'è questa... Era difficile trovare e soprattutto far passare una definizione geografica che così si sovrapponeva a quella del Triveneto, no? E dal punto di vista politico metteva negli archivi quella del Veneto bianco, cioè del Veneto dominato dalla democrazia cristiana, policentrico, il sud del nord, una terra di fortissima immigrazione, e che quindi insomma aveva bisogno di un marchio che fosse un brand, se vogliamo chiamarlo così. E così è stato declinato, nel senso che da suo significato geografico è diventato un significato politico, ma anche un modo attraverso il quale gli stessi cittadini del Veneto e soprattutto quelli che erano emigrati, andati via dal Veneto e tornavano, si sentivano comunque parte orgogliosa anche di un territorio che prima aspettava le rimesse dei migranti. No, ecco. Bene, insomma, e soprattutto diciamo l'orgoglio di una parte che dal punto di vista dell'industria, del lavoro, così, è una forma di capitalismo popolare, perché molti degli imprenditori di questa terra sono stati prima coltivatori, mezzadri, metalmezzadri, e non a caso, io sono stato nei giorni scorsi ad una riunione sul tema di aprire il capitale agli operai, e non a caso una proposta di questo tipo attecchisce più qui che altrove, più a nord-est che a nord-ovest, dove ci sono ovviamente... Però questo è un indizio interessante di una forma mentale riformatrice. Riformatrice nel senso che anche fa leva sulla memoria, nel senso che molti degli imprenditori di questa terra sono stati dei dipendenti, no, sono stati degli operai. Ecco. Tra l'altro si sono internazionalizzati più di quanto noi non sospettassimo, tant'è vero che poi alla fine non si sono quotati in piazza d'affari, sono andati altrove. Quando ti parlavo di un federalismo nel senso che internazionalizzandosi si sono federati con quelli simili nei loro mercati, e forse dell'autonomia differenziata non gliene frega più niente, perché sono dei gruppi assolutamente internazionalizzati.
questa è un'espressione, cioè dentro il nord-est ci stava tutto il quarto capitalismo, le piccole e medie imprese, anche dei difetti. Nel policentrismo, sapendo che poi ognuno è geloso della propria identità, mai avrei pensato che le associazioni industriali, lo dico da ex qui l'avete fatta e con un successo straordinario. Secondo me anche dovuto al ringiovanimento di un capitalismo che pur essendo molto legato, diciamo, al padrone, il capostipite, insomma, che ha il problema di passare da una generazione all'altra, però nel ringiovanimento, insomma, ci si è messi insieme superando quello che era un iperfederalismo delle varie province venete, insomma. Questo è un fenomeno straordinario. No, ma nord-est è sinonimo di Veneto? Oppure tu dentro no, a secondo me questo nel concetto nord-est ricomprendi anche Friuli e è Trentino? un brand nel quale ognuno ci mette quello che vuole, no? Nel senso che si riconoscono tutti. Si può riconoscere ovviamente anche un pezzo di province autonome che ovviamente sono, in alcuni casi sono italiani per modo di dire, ovviamente, anzi, italiano. Che non ci fosse, quindi secondo me nel suo modo di essere indefinita questa definizione ha fatto sì che tutti si sentissero parte, cioè che la sentissero propria, e da questo punto di vista è stata una definizione geniale, semplicissima, cioè a portata di mano, senza trattino, e dove tutti ci hanno messo, e però anche il riscatto, questo ha un valore nazionale, il riscatto di un'area povera dalla quale si emigrava, che è diventata campione dell'industria, dell'innovazione, insomma, che ha esportato, che è stata, ed è straordinaria e per fortuna c'è, insomma. Ecco. Questo è un po' il... Prego. Un attimo, tenete conto che ormai per molto tempo, adesso un po' meno, il cosiddetto nord-est, quest'area è stata fortemente ridisegnata e adesso comincia un pezzo della riflessione che ci lascia Giorgio Lago, la possibilità che si faccia portatore, laboratorio antesignano di processi di riforma o è una stagione conclusa? Voglio essere molto drastico proprio perché può essere utile al dibattito e alla discussione. Cioè, io non credo, io credo che occorrerebbe, cioè qualcosa che manca perché questo possa avvenire, visto che ormai noi siamo in tempi in cui il cosiddetto nord-est si è, tra virgolette, nazionalizzato. Ci manca uno come Giorgio Lago che dia identità, guardate che è quello il problema. Oggi, visto che non abbiamo più delle specificità specifiche che distinguano in modo evidente e netto quest'area rispetto ad altre,
riuniti intorno al suo nome e al suo, tra virgolette, insegnamento. Ma oggi l'insegnamento principale che dobbiamo trarre è che non abbiamo più uno come lui. Non so se sia possibile che di nuovo ci sia, però lo dobbiamo evocare e rievocare. Oggi quantomeno riusciamo a non farlo dimenticare, ma ci vuole un Giorgio Lago, se vuoi, però oggi non c'è. Va bene, io concluderei Non qui. so se vada bene, però... No, io concluderei qui perché mi pare che la parola chiave con cui ci stava lasciando appunto che era di fondo orientata alla speranza, all'ottimismo e al pensar bene del futuro. E allora, spes contra spem, direi che possiamo lasciarci sperando che ritroveremo il bandolo della matassa. Ringrazio Ilvo e ringrazio anche Ferruccio. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio l'Università, il Centro Studi e tutti i componenti dell'associazione e tutti voi. Vi ricordo che il libro è disponibile in tutte le librerie e anche nella libreria universitaria qui sotto e vi invito già per l'8 aprile a Treviso alle 10:30 al Museo di Santa Caterina per la cerimonia di premiazione del premio Giorgio Lago Juniores. Vi annuncio anche che nei prossimi mesi stiamo già programmando le presentazioni del libro e abbiamo già fissato quelle di Castelfranco, di Venezia, di Vicenza e molte altre, per cui seguiteci nel nostro sito e anche nei social per tenervi aggiornati. Grazie a tutti.